benvenuti a tutti, che piacere di ritrovarvi qui in compagnia di Fabriguccia per una stonda di spartire in giro a vita odinca. Ne parleremo gustanto bella sicura, se lui vuole sorte di uso orto oggi. Bisalo su naso di su telefonino, sì o no? Parleremo a fare qualcosa con le nostre mani. Canteremo bella sicura con l'amico Jean Paul. Due amici bene a cantare. Jean trombetta, lui ci imparerà a scrivere qualcosa in lingua corsa. Tito ci verrà uno dei suoi più belli segni. Al nostro amico inglese ha messo i suoi più belli guanti per contarci a sua vola. L'aspettavano piatti luci. Senza scordarsi di a nostra Zosula in cucina con Santu. In dell'universo che si passerà oggi, Paxi aggiungerà Obu e subito Awa avremo le porte di Fabriguccia. Jean Paul, salute, hai già cominciato a sudare? Vabbè, Va benissimo. io imparo questa canzone che mi scopre oggi di un gruppo di Montini. Ah, allora... Canzone di Dell'Inna, ben inteso, che si chiama Piccola Casuccia, conosci? Ah, so mica, mi fai sentire appena la melodia. Poi Per non so dono. se riconosco. Mi pare di conoscerla, infatti, allora se tu vuoi andiamo a poema. cantarla con te. È un po' ridimata. Ad una casuccia, piccola casuccia, due amici bene a cantare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due amici bene a ballare. La trovo è questa. Dunque, chi sarebbe di una Fa piuttosto un ripio, e di un ripio che a melodia di a C'è un'altra melodia per di trova. veramente sfarante. Mi facci sentire? Così. D'accordo, andiamo a quelle parole se tu vuoi. 3, 4. Ora d'adio e di già pieno di castagne col testamone. Se tu vuoi venire stasera ci scaleremo sino a domani. Così. Dunque, ecco che ti rapera trova, dunque si può dire che è melodia sono sfarante, ma di betta un ritmo. Non ritmo cambia mica. E non cambia No. mica. Dunque, santo non avrà tanto problemi. Arriverà. E io ti propongo che dopo li facciamo fare un piccolo yoga, sai? E mi accelerare Sì. appena il ritmo per bere se è capace a maestrare le parole. Ah, ma montalo. In tutti i casi ti ringrazio perché mi piace assai questa canzone e sono sicura che la piace di noi ai nostri cari telespettatori. Sono sicura di noi che voi siete curiosi e premurosi di conoscere i misteri che circondano il nostro mondo. Per esempio, non vi siete mai domandato voi perché certi niuli erano bianchi e altri erano neri? Ah, vi domandato anche voi. Volete saperne più? E ora di un nostro spiegami. Ah, sti nuli, come li givage nos unia. Questo pare un ghiaccio a vaniglia. Questo qui mi face pensare a un elefante. Que pare una occia di uling. Ma infatti, ma sai perché ci sono nuli bianchi, grigi e negri? Fa la pena da udonulo. Chi ti l'ha da spiegare? Per capisce, guardiamo appena come lo nasce un nulo. Quando è luce usole, l'acqua di un mare, di laghi e di fiumi si sbaburedia e colancilo. A sbaburazione è l'acqua che diventa vapore. Qua su fa freddo di più che non ta dara. Più si gola, più fa freddo. O a bore diventa dando gucciucce leggere che stanno in l'aria e diventano un nulo. Se i nuli sono a caso bianchi, grigi o negri, e pa via di asovitezza e di uso contenuto. Quando è bianco, un nulo contiene poco gocce d'acqua e tanto un lume usole la traversa vagiule. Più contiene acqua, più un nulo è fitto e scuro. I raggi di usole non ci lavaggiano a passare attraverso, dunque uso colore scuro. Abusione d'un nulo in un gelo può contribuire di nuovo a cambiare uso colore. Un nulo è scuro perché chi a volte ce n'è un altro che gli va ombra.
A maggior parte del tempo un nullo scuro annunzia l'acqua. Coi movimenti che luce dranta un nullo e gocce d'acqua si toccano, ingrossano e diventano troppo pesanti per firmare sospese in oggetti. Quando pesano troppo, cascano e tanto piove a secchie. Vale meglio belli nulli anche se tu vuoi continuare a giocare fuori. Almeno per la di viaggio a balla sotto l'acqua. Ribiemo. Un nullo è composto di gocce d'acqua. Uso colore dipende dalla sua vitezza e di uso contenuto. Quando un nullo è bianco contiene poche gocce d'acqua e il sole l'attraversa vagiole. Più un nullo contiene acqua, più è fitto e il sole l'attraversa vigole. Dunque, è di più scuro a ora che tu sai. Poi continua a sognare, figliando i nulli. Che bello tempo che lo face oggi. Si sta bene in giardino, mi? Poi è venuto anche a Moigina a piarsi un caffè, a farsi una chiacchierata. Oh, sai rispondere che oh, ha avvisato sul naso di suo telefonino, sì o no? Oh, e infine, se rete sociali sono belle buone, ma quantunque faccio io sono qui e non mi parli mica, non mi vedi mica. Vabbè, a so che Terry, no giardino, a pigliare un caffè qua da vicina, chi l'altra vicina ha fatto un ritrato, l'hai visto? E dove l'hai visto? E qui, guarda. Un caffè tra i fiori. Ma oh, come si permette di mettere qui? Ma manco tu mandato, hai andato a lavorare che mi da sente. Oh, vabbè, non c'è nulla di male, no? Oggi io non è così in te rete sociale, non c'è mica bere tutto. No, bello mondo, Giono, bello mondo, un bel che ha comunicazione, troppo comunicazione, domba comunicazione. Rete, poi non giù anche per un professionale. Guarda noi, di quando in quando lampiamo un appuntamento ai nostri cari telespettatori, così sanno. Ma questo è vero che ha un livello professionale è importante, ma quantunque, vedi che non c'è che puttati. Pensati tu, ma cosa sento qui se non parlo di ora, una modernizzazione, una comunicazione, oh andate. Si impara tutti i giorni, caro santo. E parlando di imparare, chissà ciò che i nostri amici maneschi ci hanno imparato a fare come meraviglia oggi. E ora di un nostro doc a te. È vero. Quadro da ritratto. Per fare un quadro da ritratto ti ci vuole una gorda rossa, spungareddi, un quadro di legno da ritratto, un ritratto, un foglio, stilioli di legno, pittura di parecchi colori, piccoli guroni di decorazioni, una pistola in coda. Metti a pittura annanta a spungaredda. Pitturisci un quadro a colpetti di spunga. Ci vuole che usighi bianco da tutti i parti, ma mica da retto. Metti a pittura di un altro colore annanta una spungaredda. Stampino, ti gora o quattro come da pari. Metti appena in coda a un capo di agorda da appiccicarci una coronella. Mettili in coda in giro a quattretti in mezzo e appiccicaci a gorda. Attenti che la suite contorni di un quadretto. A quando giunta a vini, taglia la gorda e appiccicali un'altra coronetta.
metti un ritratto in 34. Ora tocca a te. Cari amici di Ava Briguccia, vogliamo andare a trovare Leandro? Chi si rentra c'è di va? Lea, a te. Saluto Francine, oggi ti presentato un paese di Marignana che si trova nell'antica bieva di Seminranto in Luisevi. Bendem! Quella si chiama Petralinta. Qua di Aieja. Ti presento un brojo un mio amico. Hoje traviso, di viaggi a Vrasca, a Muschete Fagiano. Questi due isomeri neri che si chiamano Muschete Fagiano e dunque come sono neri non si vede mica a Groggio di Sant'Andrea. Andiamo un po' in là, qua là ce ne rige e si vede meglio. Andiamo! Come abbiamo parlato dunque, sono i isomeri rigi. Noi si vede a Groggio di Sant'Andrea. C'è sei isomeri in questo paese perché sono adoperati per fare l'orto, per carriare i legni o per carriare i geniali. Attenti ai ride. Puis prepareremo il yogurt e dopo ci vediamo una scoba. 437, in più cos'è bello? Scoba! Sto garoto si chiama Dariccia. Qua di Ugaba o monte e un golfo di Borto. Ah, Francine, mi ero scordata di dirti. In Marignana c'è un centro culturale. Allora, in questo centro culturale c'è un cinema, ci sono pezzi di teatro, ci sono concerti e anche atelier. È così che ci campiamo. Allez, Ambrojo, a prossima! Quella si chiama Castello. Prima qui c'era una scuola. Il maestro era Giacomo Santuersini. In questa area Bauli hanno fatto una rivista che si chiama Agispra. Dunque Giacomo Santuersini era di non poeta, allora una poesia che mi piace assai fagge. A mezzo brado c'è tanti fiori, femo gulane come i signori, il sole è bello, ti veste d'oro e mi innamoro. E come tu vorni? Firia da bocca. Oh, qua di casa di signora. Ecco, Francine, dopo che ti ho presentato un mio paese, di ora per me di rientro in casa. E ti abbraccio forte. A presto. Ecco ora il nostro momento di partire. Vogliamo imparare di più l'effetto di stufera che è una brutta conseguenza nel riscaldamento di pianeta che modifica il clima. Brutta notizia per noi tutti. Ne vogliamo sapere di più? Fidiamo. Salute amici, oggi abbiamo da parlare dell'effetto di Wittier. L'avete già inteso questa parola? L'effetto di Wittier è un fenomeno naturale che rende possibile la vita nel nostro pianeta, che si parla di effetto di Wittier. Sapete come lo vogliate a fare? Vedrete che avete da capire. Una vitriera è una struttura di plastico o di vetro adoperata da far crescere i legumi, i fiori o le piante. I muri e il soffitto lasciano passare la luce solare all'interno della vitriera da riscaldarla. Così si giunge a mantenere la temperatura e l'umidità in condizioni ottime per far crescere le piante. Lo stesso effetto si produce nel nostro pianeta. Interessante, no?
Adera è intorniata dall'atmosfera, una fina strata gasosa che lascia entrare una parte dell'irradiamento solare. Da qui, sta strata contiene gas chiamati gas a effetto di vetrina, che hanno permissione di assorbire una parte dell'energia ricevuta e mantiene la temperatura del pianeta. Uno dei principali gas a effetto di vetrina è il CO2, anche chiamato diossido di carbonio. Durante i secoli passati, i gas come il CO2 sono diventati più numerosi nell'atmosfera, che ha visto ingrandire la sua capacità di ridere l'irradiamento solare, facendo di colpo crescere la temperatura del pianeta, come in da vetrina. Ma la crescita di questi gas è cattivissima per adesso. Con la rivoluzione industriale, le emissioni di CO2 hanno principiato a crescere per via dell'adopero di combustibili fossili come il carbone o il petrolio. Oggi, il traffico in città, le vetture o l'avione producono una grande quantità di emissioni di CO2. Boh, guarda tutto su volume di gelo! Della stessa maniera, una grande parte dell'energia che noi facciamo è data dall'utilizzazione di combustibili fossili. Ogni volta che voi lasciate accesi i lumi o qualsiasi arnese elettronico, mandate di più CO2 nell'atmosfera. Le usine sono di nuovo una sorgente di emissioni di CO2. Da produrre plastico, per indetto, adopriamo combustibili fossili e c'è bisogno di una grande quantità di energia elettrica per farla. A sapere che l'industria tessile era assai nociva? L'agricoltura intensiva è responsabile di noi di emissioni di gas a effetto di vetrina. Gli incendi producono anche grandi quantità di CO2 nell'atmosfera. In conseguenza dell'effetto di vetrina e a crescita della temperatura mondiale, adera è in traccia di cambiare. Perciò che a penuria dell'acqua, a desertificazione, a sparizione di lavi o anche l'elevazione di un livello di mare sono di più in più frequenti. E peggio conseguenze sono previste per la bene se non pigliamo misure d'urgenza. Per ora ci sono soluzioni campatorie come il riciclo di rumensole, l'adopero di energie rinnovabili, i trasporti elettrici o riduce gli scarti di plastica. Un biscordate che il destino del pianeta la vede voi tra le mani. Ci sono parecchie maniere di scoprire a Corsica, con una carta topografica, navigando a internet, in battello da scoprire nelle coste, a piedi i diassi montagnoli, da girandola in ligarudi di esogida, in avione o in elicottero, o con il nostro caro dronuccio. Infine, quando vi dico che ce n'è a buzzeffo maniere di scoprire a Corsica, non vi conto mica ugie. E poi c'è da scoprire a Corsica, a Moudi, a Vabriguccia, subranando paesi e città, e fanno un gioco, in sovrappiù. L'avrete capito che è giunta l'ora di giocare con Dronuccio? C'è un arcipelago di 23 isole, isolotte di ranido e scogli marini, a 10 km a sud-est di Agida, che l'ugio la trova. Forse a scrigna in da Betra, oserà un scalone per giungere a una delle più belle città di Corsica. La sua marina assai animata, la sua cittadella medievale incuculata in un erpale che forse hai riconosciuto. Ti vuoi a vedere che quelli che ci stanno sono assai fortunati. Hai drogo, ne sono sicura. Bonivasio, bravi! Bonivasio è una città a punta meridionale di Corsica. Si riconosce ai suoi erpali di Galcina Ianca. L'isola Lavezzi è un arcipelago di isolotti. L'isola di Cavallo di 120 ettari e l'isola Maiò è a sola in 2 aiante gesta. Piccoli hotelli ti porteranno in augure di riserva naturale eccezionale di Ewoche di Bonivasio. Quando lo si vede da un mare, pare una striscia scura, un sgambo e un scalone di un re d'Aragone. La leggenda dice che è stato solcato in una nottata sola. Poi anche guidia a ubbe di ribe bianche. A sai che gli erpali sono alti almeno 100 metri?
vicino a Marina, si trova il secondo porto commerciale verso paesi stranieri. Bistica storica e memoria di agita, il museo di Awandera vi propone di giuttabi in una storia budiva zinca. Oggi torna una bella sosola a Fabriguccia. Che si fa, Giosanto? Allora, oggi facciamo un biscotto di quelli più saporiti. Saporiti e poi di no belli. Guardiamo in deus creno gusti d'arredo, che magnifico, Mera, ridrato, di ciò che mi va. in forma di farfalla. E in forma di farfalla, dunque buono e saporito e bello. A Wausa da l'ingrediente a te e ai nostri cari amici di Fabriguccia. Allora, dai. Scrivete, Dunque, per questa sosola di biscotto a farfalla, ci volerà 300 grammi di farina. Ci vogliono di no 2 gadiati naturali, gusti. 345 grammi di zucchero, 14 grammi di zucchero naturale, 6 uova, 55 grammi di budino, cioè a tagliarlo, 6 centilitri di succo di fraula che noi verremo fraule, rubi, mortelle, infine. Un bello succo di frutta rossa. Dopo ci servono di no i mikado, ma di no un sacchetto di lievito, 70 grammi di zucchero a bello e 6 centilitri d'olio di girasole. E appena il latte in un. Quindi mica, io appena di latte se tu ne vuoi mettere appena, ma berremo a bu. Vabbè. Buon, allora, ti propongo di cominciare la nostra sosola, che ne dici? Ah, io sono pronto. Allez. Rompelo in una giotola. Aggiusta i zuccheri, quello naturale e il raffinato. Fa imbiancare con un battitore elettrico e mette il yaourt. Battendo sempre, si lampa a farina poco a poco. E o di rostrutto. Uso lievito. Si mette tutto in un testo con appena di rassi. E in forno gallo a 180 gradi per 35 minuti. Quando è freddo, si dà il biscotto in forma di farfalla, così. Si guarda so crema con zucchero a bello per farla cullare in chantilly. Appena di colore alimentario di aragino, si ricopre il biscotto con la crema. Fa uso e gorro con la frutta, lasciate parlare la vostra immaginazione.
Ecco l'antenne. Ma voici osa che c'è da campa fede qui che opera d'arte che mu va tutto. Magnifica. Appena. O demeranno e va a fare l'effetto di stufera? Voli parlare di questo effetto legato al riscaldamento climatico? Yeah. E sai, uno che ce ne può era parlare. Ah, sai qual è? Hai indovinato? Di Paxi, sicuramente, di Elu, un nostro esploratore interstellare. E se non dammo a trovarlo, subito. Salute, è Paxi. Allora, contento di rivedere lo esploratore spaziale preferito? Oggi da aiuta a parlare di qualcosa d'assai importante. Seguite, vedi sto stradovino in giro a terra? È l'atmosfera. Contiene l'aria che non respiriamo, composta di gasi come l'ossigeno. E giù apparacci da un fridone che regna in spazio. E grazie a ella che la vita non terra è possibile. Difatti, l'atmosfera è come una vidriera che accende a terra e che mantiene a buona temperatura, né troppo caldo né troppo freddo. Ma una vidriera, cos'è? E vidriere sono ste specie di casucce, tutte di vetro, dai muri al tetto, che lo si può vedere in orti e nei piani. Ci si può far crescere ogni specie di piante, fiori, legumi. Luccicando un antavetro, uso le riscalda l'aria all'interno e le piante crescono come lo sieve. Permette al vetro di conservare il calore in dentro da dene piante a gallo. In certi casi, contenuti nell'atmosfera di terra, chiamati gasi a effetto di vidriera, viaggiano come il vetro di una vidriera per il nostro pianeta. Lasciano entrare una certa quantità di calore di sole e mantengono un'alta terra invece di lasciarlo scappare in spazio. È ciò che si chiama l'effetto di vidriera. Ma in parecchi luoghi del mondo sono impensieriti scientifici che l'effetto di vidriera diventa troppo potente. Si riscalda troppo in furia a terra, più che mai in tutta la sua storia. Ma perché? Vieni con me per scoprirla. L'attività umana ha ingenerato un aumento della quantità di gas a effetto di vidriera nell'atmosfera, dando a livello questi gasi dal petrolio, dal carbone e dai gasi naturali come il ruce da ottenere energia, dai vetture e l'usine polluanti, di nu da ste onde davanti ad animali allevati dall'industria agroalimentare. Da compiere l'opera, l'umani tagliano le arbori da costruire case, fa l'alleo o coltivare terra, in piazza e luogo di foreste. La deforestazione è di una causa dell'aumento di diossido di carbonio, che gli arbori possono assorbire e eliminare sto gas. Meno di arbori, più ferma il diossido di carbonio nell'atmosfera. Tutto sto diossido di carbonio fa crescere l'effetto di vidriera, che impedisce il calore ai sorti dell'atmosfera. E dunque le temperature crescono sempre di più. Chi sarà la soluzione? È che numerosi paesi trabagliano da consento da ridurre la tendenza e riduce l'emissione di diossido di carbonio. Ma ci puoi aiutare anche tu? Viaggia a piedi, a bicicletta, un skate e mica in pittura. Rispara l'acqua potabile, che ci vuole assai energia da falla. Sbranca da uletta, ordinatore e televisione quando non la apri mica. E c'ho i lumi quando è tu sorti da una stanza. Rigicula tutto ciò che gli è possibile. A voi va tua differenza. Allora, abbiamo imparato oggi che l'effetto di vidriera rende possibile la vita in terra. L'attività umana ha cresciuto la quantità di gas a effetto di vidriera. Ciò che ha reso troppo potente l'effetto di vidriera e temperature in terra sono cresciute. L'uomo
devono riducere le sue emissioni di ossido di carbonio. E c'è una massa d'affari che tu puoi fare tu da aiutare a risolvere il problema. A presto per una nuova avventura. Ad una casuccia, piccola casuccia, due amici bene a ballare. Santo, dove eri? È sempre il stesso luogo, io trovo. Una casuccia, no? In una cantate? casuccia. Di una canzone a Dodi che si chiama Piccola Casuccia, Ah. di una canzone che è stata fatta dal gruppo I Montini per i Zidelli. Piccola Allora, casuccia. Piccola Casuccia, ad aiutava a sentire, a cantare un ribello e a strofa e poi dopo di continuare di tu a cantarla. Bravo. Allora, stiamo a sentire. Ad una casuccia, piccola casuccia, due amici bene a cantare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due amici bene a ballare. È sempre, no, è È sempre gioia in casa mia, c'è da bere e da mangiare. Se tu vuoi venire stasera, t'aspetteremo per festeggiare. Buona. Ecco, per il ritmo, l'aia, quando siamo convinti, che ne dici Appena Jean-Paul? l'interpretazione, no? E presentazione, ma dopo vedremo appena più interpretazione, ma per un momento la mettiamo in piazza, con il ritmo, Ecco, le un po' la che melodie, dico allora, le un po' la che vedremo. dico, ma dai che è un artista. E che anche a me mi piacciono tutte le attività artistiche. Sai chi mi piace a cantare, mi piace a ballare. Sai ballato? A fare il teatro, ma mi piace anche a disegnare, caro santo. Vedi? Per esempio, se oggi dovresti fare un disegno qua tematica di Aida Odinka, cosa faresti tu? Oh, non so io, ma faresti un drone. Un drone? Un drone tamanto. Hai ragione, è veramente un oggetto Odinko, ma sai, ce n'è un altro che sa fare i disegni come lui vuole. È un nostro caro Tito. Andiamo a trovarlo? A te. Oggi mi impara a fare un miso. Allora mi cominciamo per fargli usare un nasuccio. Che adesso ho urgente di la faccia. Dopo, la sua bocca e subito i suoi mustacci. E mi va due occhi e due orecchie in uno. Che lo si sente e chiappa i dobi o le crocchette. L'ingiro di uso viso. Oh, è un gatto che mangia abbastanza va, eh? È un gatto che sa da bene a ritto. A sua mano e sue sgrinfie. Per poi strappare i vuttogli. E approntiamo l'altra zampa, l'altra batta come volete. Ma io vedo che le mamette a ritto il nostro miso. Ci scuotiamo la sogoa. Ed hai visto che ho fatto mica lindo, eh? Ci sono piccoli cose, piccoli colpi di velto. Cosa ha in mano il nostro miso? Se non li vediamo un pinello, come un artista. Ah, è un pinello sgotta. È un piccolo stagnone. Che ci sarà dentro? Beh, sapete voi? Rosso. Mi viene un'idea. Non è mai triste, mio miso. Tinge di rosso, ciocchi di grigio. Mio miso, mai non è triste. Chi è un vero e grande artista. Ah, Osa, sei qui. Ti avvicina che mi ha detto che ti eri scappato un saluto. Dai, pare così fiacco. E poi ti ne posso più. Poi ella quante la parla, parla quante sette parla. Faccio che sono scappato chi, E l'appuntamento. L'appuntamento di nostra cara Miss. Quella che ti aspetti sempre.
Ma guarda che anche ella parla. Ma ella se tu vuoi a so oge e dolce. E so storie so bellissime, so vole, so incantevole. E poi a me mi face sognare. Ma tu sei innamorato perché che quando parli della pare tutto un giuliato. Si può dire così. Si può dire così. È ora di andare droit a nostra cara Miss Risenbock e a sua vola. Vediamo appena la meteo. Che tempo varrà domani? Ben, tu dorna. No, ma non sarebbe di vuoi cambiare il tempo secondo uso estro? Perché a me sapete, mi piace mica tanto. No, io preferisco quando lo piove. Sarebbe di vuoi che agisce dans gli elementi, sapete, i 4 elementi, acqua, aria, fuoco, d'aria. Mi face pensare una vola a un desante. Allora, come and sit down zideli e qua vola di Tiaoru e Kirnos. Una volta in un paese biado in fondo all'India, un re e una regina avevano un figlio raro e bello che si chiamava Tiaoru. Ma i parenti si disperavano che Tiaoru non si voleva mica maritare. Un giorno ha imparato che in un'isola lontana ci stava una zidella bella come un fiore, i suoi occhi barriano zaffiri, i suoi capelli regama di oro. Tiaoru ne cascò innamorato senza vedere manco. I fall in love. Ma la zidella era prigioniero di un gattino mago e numerosi erano quelli che erano morti cercando di liberarla. Tiaoru e Gidei parte quantunque, a zidella si chiamava Girnos e l'isola era a Corsica. A vigilia della sua pertanza scontrò una vada che gli diede una bedra magica e promesse di parlare a una di sorelle vade che se ne stava in cima di un monte ginto. La pedra magica aveva il potere di cambiare gli elementi e di poterli gomandare. Era una pedra straordinaria. What a special stone! O iadio fu difficile, toni di impeste, saette e marosoli. Più di una volta o a te lo perdi a sua strada, ma Tiaoru, con l'aiuto di sua pedra magica, salvò a te lo degli elementi furiosi. Una volta che si erano trovi in una gorna di un mare rosso, Tiaoru sortì a sua pedra e disse: chi davanti a me ad ara diventi acqua, chi dare da me l'acqua diventi d'ara. E così o a te lo giunse in un Mediterraneo. Il paesaggio era magnifico. Tiaoru fu incantato. A vada di un monteginto l'aspettava. T'aiuterà, o Tiaoru, ma sta assente. Sta pedra che t'hai portato che ti permette di cambiare gli elementi acqua, d'aria, aria, fuoco, secondo il barre, adoprala in un per combattere un mago. Ti insegnerà a strada. Sai, in una grotta piatta in Dalmazia c'è un tesoro che ti aspetta. Se o d'amore per Kirnos è sincero, piderai il suo viso in un rubino, piglialo e ti ne servirai per a te un mago, o gli lamperai in faccia mugiando da aiutarti là. Chi quanto mi porti a scoprire il tesoro, disse Tiaoru, the answer is in the wind. Quanto portò in una sala da manta, in due luci gavano 1000 pietre preziose, diamanti, zaffiri, ma solo i rubini erano importanti per Tiaoru. Trovò quello rubino con il viso di Girnos, 2 occhi dristi che uvidiavano. Mosso d'una vede magica giunse all'entrata d'una grotta tamanta, udia, che puzzava rinchiuso, con un teladiche gigante, infine faceva paura. Ma il suo amore per Kirnos era più grande che la sua paura. Pensò, soggiunto a danna di un mago, ora mi tocca liberare Kirnos. Ma entrato giusto in da danna di un mago, una porta segreta sidiosa da ridaello. Era prigioniero, alla follo di malmignate gigante, di mosche puzzolante, i vermi d'antifurcudi che l'aspettavano piatti in luce. E venuto da un 62, un mugio d'amanto si fece sante, taglio da sterminare! Era un mago.
è lo stesso che veniva per tomballo. Ma tia ora un muso da uso amore puro perché nos una via beura. Li lampo rubino in pieno fronte, mudiando taggio da stilla. Un mago plof che scontara come una mansa straccia. Cinesciudo e gine i sarpi, vudiando perdi u fondo a grotta per pietarsi in l'oscurità, dandove non sono mai più sortiti. Tanto in un scorno di Adanna, tia ora vidi lugiga due occhi d'urchini e tia ora infine scoprì Kirnos. Kirnos era salva, a Corsica era liberata da un mago. Freedom for Corsica! Kirnos e tia ora si sono maritati, campano 6 mesi in Corsica, 6 mesi in India, chi qua pedra magica capite chi si vediava, Giulia, chi tanti bor a bor. E così tutto finisceva. Fa la vuletta entra in calzetta, dite a ostra chi a me detta. Sarà vero o no? Andate a sapere. You have to go to know. Ecco l'ora di Ugantu Zidelino, una stonda di ulcezza e di felicità, che nemu primura di sparte con voi, telespedatori di Avabriguccia. Chi piace di stare sante oggi linde di nostri zideli canterini, un biscordate chi, anche voi, musicisti, cantatori, ci puoi mandare i vostri filmetti e così ci ritroveremo insieme a Avabriguccia. Forza zideli, cantiamo tutti insieme, aio! Falla, va farfalla, usa. Cosa dici? Guarda, già scrive. Perché fa la usare. Ah, fa. La, La. fa la, Ah. a, far, falla, o, za. Ah, falla va là, fallo za. Falla va là, va fallo za. Falla va là, va fallo za. Falla va là, va fallo za. Se vuoi Vancouver una canzone qui, Ma quando tu questo, queste parole si assomigliano. È vero, È per questo che è importante di Isabella scrivere a lingua corsa. Per la sicura. Sai gioco ti buronga, wa? Ti propongo di andare a ridroit a Jean-Jean Trombetta. E così a scrivere a lingua corsa. Falla va là, va fallo za. Falla va là. Buongiorno a tutti! Oggi mi racconto una lettera sola può cambiare la pronuncia e usanza di una parola. Attacchiamo subito con upani o upane, che si mangia. Avanti se noi aggiustiamo un N, troveremo panni, i panni, pavestasi. Continuiamo con Ugane, un compagno che in Corsica Sultana si chiama piuttosto Uyagaru, anche in Naiaccio si dice Ucani. Se noi aggiustiamo un N a questa parola, troveremo canne e ganne, i ganni, che in francese vuol dire les roseaux. Per compiogare, digeremo così. Aiuterò in Naiaccio due gani
in un palazzo di Ganni. A presto cari per un altro numero di Scrivimi la nostra lingua. L'ambiente, osi dirgli, è ciò che ci circonda, ci inguduppa di tutti i lati, parlando di cose, di l'aria, di un clima, di temperatura. I problemi legati all'ambiente sono la polluzione dell'acqua, di aria, dell'aria, la sparizione di barriere specie animali e vegetali, lo sfinimento della biodiversità. Impareremo a fabricuccia a proteggere l'ambiente. Salute amici, oggi una missione importantissima. Piglia cura dell'ambiente e fa che zideli come voi ci raggiungano in sto perata vitale per la nostra pianeta. Come la sapete forse già, gli esseri umani e l'ambiente sono legati stretti. Ogni volta che la gente è nugiva per la pianeta, cagione di problemi ambientali. Questi problemi arrecano danni all'ambiente. Parecchi saranno irreversibili, pregiudiziabili per la salute di tutti gli esseri umani. Figliate di sto fiume. La gente ci ha lampato rumenzole, l'acqua è stata contaminata e ora più nessuno può bere. Oh no, ci sono anche assai animali e esseri vivi che hanno d'amore per via della contaminazione. Ancora grazie, siamo sempre a tempo per proteggere la natura e per la cura dell'ambiente. Ecco perché voglio spartire con voi queste 10 maniere semplici di proteggere l'ambiente. Spingete i lumi e le arnesi elettroniche che sono una dobrade mica per risparare l'energia. Rimpiazzate i sacchi di plastica da sacchi di stova riutilizzabili. Ci vuole anni e anni ai sacchi di plastica per scomporre e la sua fabbricazione è un procedimento assai contaminante. Fate un sparto di rumenzole, organiche, inorganiche, imballaggi, vetro o carta e cartoni. Per un fraso all'acqua, assicuratevi di chiudere bene tutti i rubinetti. I gabinetti non sono mica una pubella. A sapete che non frasiamo 10 litri d'acqua ogni volta che non tiriamo a chassa? Pigliate una doccia e mica un bagno. Per una doccia di 5 minuti adoperemo quasi 100 litri d'acqua e per un bagno ci vogliono sino a 250 litri. Chiudete il rubinetto dell'acqua quando voi lavate i denti. Se bon lavate, frasate 20 litri di media a ogni volta. Riutilizzate la carta. Per indetto, pensate a scrivere in i due lati di un foglio da adoperarlo per un meglio. Arregogliate le vostre rumenzole ogni volta che andate al mare o in montagna. Rispettate e curate l'animale, i fiori e l'arbore di vostro circondo. Mezzi semplici da proteggere l'ambiente, non è vero? Quanti semplici come il riciclo, l'economia di energia e d'acqua e la protezione di tutti gli esseri vivi, contribuiamo anche noi a una pianeta più durabile. Conoscete questa parola? Una pianeta o una città durabile è quella che offre alla gente una buona qualità di vita, senza danneggiare le risorse naturali. Così le generazioni a bene approfitteranno di una pianeta meravigliosa in dove la crescenza economica, il rispetto dell'ambiente e il benestare saranno in equilibrio. E non vi scordate. Ora tocca a voi. Ad una casuccia, piccola casuccia, due i miei amici vanno a ballare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due i miei amici vanno a ballare. Oh, no, allora, buonicide. abbiamo lavorato assai per il ritmo. Allora, ora abbiamo visto tutto, che lo sia strova o che lo sia ripiglio. Vi propongo di cantarla tutta, che ne Oh, è ora. E allora è ora. cantemmola, E poi invitiamo anche i nostri cari telespettatori a accompagnarci e parole sono a scrivere lontano scrivere, allora cantate a tempo a noi. Pronto, caro Santo? Pronto. Ad una casuccia, piccola casuccia, due i miei amici vanno a cantare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due i miei amici vanno a ballare. Un radaglio è di già pieno, di castagne col testamone, un fugone è sempre acceso, ci scaleremo sino a domani.
Ad una casuccia, piccola casuccia, due i miei amici vennero a cantare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due i miei amici vennero a ballare. È sempre gioia in casa mia, c'è da bere e da mangiare. Se tu vuoi vieni stasera, ti aspetteremo per festeggiare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due i miei amici vennero a cantare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due i miei amici vennero a ballare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due i miei amici vennero a cantare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due i miei amici vennero a ballare. Bravo, io di Sciaccamanello, Vi ringrazio, Che vi piacere. ringrazio. Quando ci Oggi- fai un concerto qui a Fabriguccia? Questa la sapete, o forse un giorno senza che nessuno ci si aspetti. Forse un giorno venerà. Forse che un giorno benerà. In tutti i casi bisogna campare da donna con voi oggi, questa magnifica canzone, abbiamo spartito stonde magnifiche. Se appena i ridi, mu. Abbiamo fatto appena dire. Sono sicura che in casa non ha ballato. Sì. Che ne pensate? Sono capaci tutti a aver ballato, no? È Che che ne dite? sicura. Ma sapete che la nostra Fabriguccia si gonfia? Ma giusto per oggi. Mi dice allora di ricominciare a cantare con voi, di spartire da stonde così gioiose. Poi abbracciamo di cuore e abbiamo... A presto per una prossima Fabriguccia. A vedere. A beige.